Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, ecco la terza giornata del Fantacalcio. È andata bene per fortuna, almeno qua, perché su quella con gli amici è sempre un disastro, ma almeno qua con gli amici del Cume, del canale, è positiva, insomma. Risultati particolari, che ci sono due vittorie in trasferta non facili. Allora, la Cipicchia crolla 3-0 con Paul Heyman Guys, un buon 3-0 di Paul Heyman paga proprio sì, il punteggio basso di Cipicchia, perché 60 punti è veramente basso. Paul Heyman invece riesce a portare a casa i 3 punti con un 86, che vediamo insomma che sì, Rodriguez, Belotti e Icardi mattatori, anche se ha preso dei 5 con Barella, Vessino, Pavoletti, Pisacane, però comunque è riuscito a portare a casa i 3 punti in maniera abbastanza tranquilla anche. Ha sfruttato, poi ecco il Cume contro l'Atletico Tonino arriva un 6-0 perentorio, 96.5, che è il record stagionale, penso insieme no, il record è del Bode, è un 99.5 per il momento, che è il record, che è quasi 100, è pazzesco. Vabbè, torniamo a noi. Io ho veramente fatto una giornata bellissima con il senza voto di Esai, che però ho preso voto cacciatore 6,5. Ho preso 7 con Donnarumma, 12,5 Rodriguez, 8 Kolarov, 7 Toloi, 11 che sì, ecco Benassi 4,5 non bene, Barella 5, Belotti 10,5, Dzeko 15,0 e Simeone 5,5. Cioè, è stata veramente una giornata incredibile. Ho preso 4 punti nel modificatore addirittura e niente, è andata veramente bene, erano i primi 3 punticini in carniere. Boh. Poi la Padova vince 5-2, partita interessante, quella di Padova, con la Padova che qua, vediamo cosa sfrutta la Padova, Donnarumma, Biglia, che sì, Mertens e Edin Dzeko, lui sfrutta queste cosine qua. Ok. Molto bene, poi invece il Bode si ferma, primo pareggio per il Bode, 81.580, quindi una partita veramente per cuori forti contro il De Real Guinda. Vediamo il Bode è stato agevolato da Icardi, Immobile, Mertens, ed Efrai e Kolarov, paga Sirigu, Skriniar, Borca Valero, Benassi anche lui male, questi giocatori qua. Ok. Vediamo anche Del Guinda per questo pareggio, comunque merita. 2 senza voto, però li hanno giocato Lianco e Letizia, che ha preso 4, madonna. Lui è stato salvato da Dzeko, sicuramente sì, Dzeko, perché per il resto disastro. Però Dzeko ha salvato la baracca, e anche Lasagna da un 9,5, che comunque ci sta. Buono, andiamo a vedere la classifica. Dopo 3 turni, vede Atletico mai stato 7 punti, Paul Heyman 6, Atletico Torino 6, AC Padova 6, Dominatore Sexy 4, AC Picchia 4, Real Guinda 1 e il povero Orco Giuda per il momento fermo a 0 punticini. Vediamo Orco Giuda. Orco Giuda è anche una squadra Riccardi, Andres Silva purtroppo sta fallendo, Dybala, Suso, insomma i giocatori ci sono, dai, Orco Giuda presto si riprenderà. Vediamo ok, per la quarta giornata c'è un Orco Giuda che va a farvi gioca in casa contro il Real Guinda, l'AC Padova fa visita ai dominatori sexy, Paul Heyman Atletico Tonino e AC Picchia Atletico mai stato. Il match di cartello, vedendo le classifiche, allora Atletico Tonino, Paul Heyman. Eh sì, Paul Heyman Atletico Torino è il big match della quarta, sicuramente. Vediamo un po' come va a finire, però dai, insomma, risultati importanti. Vediamo come ultime cose, come score, il Bode per il momento è in testa anche qua, quindi veramente, secondo me lo score è sicuramente il punteggio più importante, che sono i reali valori delle squadre. Il miglior attacco ce l'ha Atletico mai stato, la miglior difesa ce l'ha Paul Heyman, guys. Buono raga, sotto il comandante veneziano, prossima la quarta giornata. Ciao!